questo ritorno ce lo fa vedere un po' più da vicino, ce lo fa toccare, abbiamo bisogno anche di queste manifestazioni più fisiche e credo che rivederlo soprattutto nel suo santuario delle Cendrole sarà molto commovente. Sacerdote di Riese, pontefice, santo, tornerà nella sua terra natale Giuseppe Sarto, torneranno a casa le spoglie di Papa Pio X. Per la prima volta nella storia, dal 6 al 15 ottobre, a 120 anni dalla sua salita al soglio pontificio, l'urna che conserva il corpo del santo partirà dalla Basilica di San Pietro a Roma per arrivare poi nella Marca. Arriverà prima a Treviso, sarà ospitato nella cattedrale di Treviso, lui ha avuto compiti in seminario, è stato cancelliere, è stato veramente in questi luoghi ed è bello che possa passare di qua. 24 ore alla cattedrale di Treviso e poi il viaggio verso il comune di Riese Pio X. Nel pomeriggio di sabato 7 ottobre verrà a Riese, dove sarà accolto dalle autorità civili e religiose per poi permanere fino a domenica 15 ottobre al santuario della Madonna delle Cendrole, dove sarà possibile appunto visitarlo. Dall'8 al 15 ottobre infatti sarà possibile visitare la salma del Papa Santo e non solo. Per l'occasione stiamo preparando da più di qualche mese, vorrei dire anno. In particolare è stato effettuato il restauro conservativo completo della casa natale ed è in corso di realizzazione il riallestimento museale del museo adiacente, per cui per l'inizio del pellegrinaggio sarà completamente nuovo e riallestito. Pellegrinaggi, veglie e celebrazioni, un calendario ricco di tappe e appuntamenti consultabili nel sito papapiodecimo.it, dove sarà possibile anche prenotare le visite.